Un inizio anno scolastico tra paure, indecisioni, numeri e prese di posizione. Dal no alle mascherine indossate in classe per ore, impugnato dalla regione, rotta corretta e percorsa anche su scala nazionale, alla misurazione della temperatura per studenti, docenti e personale scolastico. Spetta alle famiglie o alla scuola? Nodo che l'assessore Donazzan intende sciogliere facendo installare termoscanner alle porte d'accesso dei plessi scolastici. Ci sono i termoscanner e in Regione Veneto sono già montati negli uffici pubblici, si passa, la fila diventa fluida e questo, fa sì che si misuri in maniera oggettiva la febbre. Già inviata la richiesta di finanziamento al governo. Abbiamo mandato comunicazione ovviamente per quanto riguarda, la richiesta. Abbiamo detto che a noi pare una buona soluzione quella del termoscanner e ovviamente questo, ausilio e risorse devono venire dal governo. Io spero che ragionino in questo senso, perché i soldi per i banchi sono a nostro parere buttati via. E poi ci sono i numeri di famiglie che non manderanno i ragazzi a scuola preferendo la didattica in casa, numeri di docenti e impiegati amministrativi che minacciano di non rientrare, graduatorie per le supplenze contestate. Ad oggi dagli uffici scolastici della provincia di Treviso sono state processate 21.000 domande di supplenza, arrivate da tutta Italia, per compensare la mancanza di 2.000 docenti. Noi proprio per velocizzare i tempi, visto che i tempi sono strettissimi, la scuola inizia alle 14, abbiamo pensato come città, come provincia di Treviso, di acquistare una piattaforma online da una ditta appunto che già comunque fornisce altri uffici scolastici e che ci consente in una giornata, volendo se riusciamo, a dare tutte le supplenze. Quindi a noi mancano diciamo circa 2000 docenti, però contiamo che tra il 14 e il massimo il 15, considerate che dati i tempi e data la situazione non è tardi, il 15 anche se il giorno dopo l'inizio della scuola, noi saremo in condizioni di chiamare tutti i docenti supplenti.